un'azienda certificata bio in cui alleviamo circa in totale 200 capi bovini suddivisi così in 70 circa 70-80 da latte, vacche da latte, per cui razza frisona, bruna, qualche meticcia e pezzata rossa. Poi altre circa una cinquantina di capi sono le rimonta per il latte e il resto degli animali sono da carne, per cui incroci e meticci soprattutto, che alleviamo al pascolo per la carne bio e per cui sono nati tutti quanti in azienda e vivono tutta la vita qui fino all'età della macellazione, che è circa 2 anni, poco più, 26 mesi circa. Per condurre questa azienda certificata bio servono molti terreni, per cui coltiviamo circa 110 ettari in affitto per la maggior parte, che utilizziamo una parte per i pascoli e una parte per produrre gli alimenti di cui gli animali hanno bisogno, seguendo le varie rotazioni, insomma una parte prato stabile, erba medica, poi coltiviamo mais, sorgo zuccherino, pisello proteico, orzo triticale, ecco sì, queste sono le colture che facciamo in rotazione, per cui una parte leguminose, una parte cereali, una parte foraggi. Per quel che riguarda i pascoli abbiamo implementato da qualche anno proprio il pascolo proprio utilizzato come alimentazione di animali esclusivamente, per cui animali che mangiano solo erba durante il periodo estivo, soprattutto l'anno scorso con questo contributo, con questo insomma aiuto di Veneto Agricoltura, che ci ha aiutato in questo progetto di sperimentare, secondo me, ma anche molto innovativo, pur se si tratta anche di tornare indietro come mentalità di lavoro, insomma. È un sistema che al posto di dar da mangiare solo alimenti insomma secchi oppure acquistati, tra cui anche mangimi, cereali, insomma che oggigiorno sono sempre più difficili da coltivare e anche sempre più costosi da reperire, soprattutto nel biologico. E, insomma, questo sistema di alimentare esclusivamente ad erba senza nessuna integrazione gli animali, almeno quelli da carne, in via sperimentale. E, insomma, abbiamo fatto questa prova con 17 capi su 4 ettari di prato stabile e diciamo che la prova è andata bene, pur molto bene, anzi direi, pur avendo trovato un'annata non proprio ideale per fare esperimenti, insomma, per quel che riguarda le siccità chiaramente. Però se vogliamo anche dire 4 numeri, insomma, giusto per entrare nel dettaglio, a conti fatti solo esclusivamente ad erba più qualche integrazione di fieno, di balla di fieno, non tantissime balle però c'è stato durante il periodo peggiore di luglio e agosto soprattutto, abbiamo avuto un incremento di circa tra i 700 e i 750 grammi al giorno di peso vivo. Tutti animali tra gli 8 mesi di età e l'anno, poco più di un anno, per cui animali in crescimento giovani, insomma, quelli che vedete anche alle mie spalle più o meno. Ecco, secondo me è un risultato ottimo, direi, cioè molto buono sicuramente, ecco. Questo appezzamento è il terreno in questione dove utilizzerò anche quest'anno per il pascolo, ho utilizzato anche l'anno scorso. Come l'anno scorso lo dividerò in vari settori. L'anno scorso ho fatto 5 appezzamenti diversi, diciamo 5 settori, e ho tenuto i vitelli in ogni settore 6-7 giorni nel periodo migliore, poi anche meno magari in altri periodi, però 7 giorni più o meno. Quest'anno farò 12 settori e li terrò circa 2-3 giorni ogni settore. Diciamo che l'anno scorso li ho portati dopo il primo sfalcio, per cui il primo sfalcio li abbiamo fatto di fienagione, insomma, che è quello più cospicuo,
mentre quest'anno insomma proveremo già da subito a portarli qui fra qualche settimana. Ecco, perciò l'anno scorso avevamo settori da circa 8.000 metri quadrati e abbiamo tenuto 17 capi, 17 bovini. Quest'anno, facendo dei settori più piccoli, da circa 3.000 metri quadrati all'uno, e spostandoli più frequentemente, si riesce ad avere qualche animale in più, arrivando a 23 vitelli, in teoria. Questa è la sfida di quest'anno. Per cui più piccoli si fanno i settori, più c'è lavoro da fare, ovviamente, perché si spostano, c'è anche investimento di fili, reti, eccetera, materiale. Non è tutto rose e viole, abbiamo riscontrato qualche problemino, ad esempio il problema dell'acqua proprio per bere, di beveraggio, che l'anno scorso in maniera temporanea abbiamo fatto con le vasche che portavamo, diciamo, coi trattori, però ovviamente un animale beve circa 100 litri al giorno d'estate, perciò quest'anno ci stiamo attrezzando per portare qui l'acquedotto, insomma, e almeno limitare il problema di portare sempre l'acqua giorno dopo giorno, insomma. E poi un altro problema sono ad esempio i cani delle persone che vengono a passeggiare, che magari anche per giocare entrano, magari per familiarizzare con i vitelli incuriositi così, però i vitelli probabilmente scappano, insomma non sempre va bene, soprattutto verso la fine del periodo in cui c'era un po' meno erba da mangiare, magari hanno un po' da una parte affamati, era settembre, dall'altra parte hanno aperto la caccia, per cui il giorno dopo che hanno aperto la caccia i vitelli sono scappati, fatalità, perché probabilmente sono venuti in zona dei cacciatori con i cani.